Buongiorno in diretta con Focus TG. La notizia è arrivata ieri sera, e cioè la bocciatura del terzo mandato da parte della Corte Costituzionale, l'amarezza del presidente Zaia, sistema ipocrita che ferma alcuni candidati. Il vero nodo è politico, Fratelli d'Italia e PD, ora basta teatrini. Il presidente Zaia a Bassano del Grappa per il Tribunale della Pedemontana. Vediamo le immagini in diretta. Per noi ci sono Mirko Cavallin e Renzo Rigon. Colleghiamoci con Bassano, vediamo le immagini. Il presidente Zaia che saluta i sindaci. Sì, ho il prospettivo per le feste penali. Vuoi scrivermi? Grazie mille. Ciao. Da Bassano del Grappa c'è il presidente Zaia, vedete che è in compagnia dei sindaci della Pedemontana, perché oggi era prevista una visita a Bassano proprio per perorare la causa del Tribunale della Pedemontana, che non è ancora partito. C'è una cittadella della giustizia pronta da molti anni, e per questo il presidente Zaia è andato a Bassano del Grappa. Vediamo se Mirko Cavallin riesce. Mirko, siamo in diretta, allora dici che cosa è successo finora? Buongiorno. Vai Mirko. Buongiorno direttore. Allora, come avete visto dalle prime immagini di Renzo Rigon, il presidente Zaia ha partecipato questa mattina a Bassano ad un incontro per sostenere la riapertura del Tribunale della Pedemontana, presenti i sindaci dell'Alta Padovana, del Trevigiano e ovviamente di quest'area del Bassanese. Adesso c'è stato poco fa il punto stampa, dove ovviamente il tema principale è stata la sentenza di ieri sera, poco dopo le 19:30, della consulta, che di fatto ha dato lo stop al terzo mandato. Tra pochissimo il presidente Zaia sta rilasciando altre dichiarazioni, poi lo avremo al nostro microfono per raccogliere la sua amarezza, la sua delusione, e gli chiederemo appunto anche quali saranno i passi successivi. Già alcune dichiarazioni sono uscite, abbiamo letto anche delle dichiarazioni del senatore De Carlo, che ha dichiarato, e poi chiederemo a Zaia una risposta, che le priorità dei veneti sono i dazi di Trump, pur adesso sospesi per 90 giorni. La priorità sono i dazi piuttosto della querela sul terzo mandato. C'è anche un'altra questione, ovvero la decisione della data. La scadenza naturale del mandato della Regione Veneto sarebbe col prossimo autunno, essendo state le precedenti votazioni a fine settembre del 2020. Ci sarebbe un conflitto tra la norma regionale che dice voto in primavera, quindi primavera 2026, e la norma nazionale che invece dice 5 anni di durata di mandato. Su questo la Regione ha chiesto un parere ulteriore agli uffici di Roma. Qui c'è anche molto sostegno, diciamo, da parte dei primi cittadini. Molti di questo territorio sono della Lega, e quindi quando poi il Presidente, anche con un po' di sarcasmo, devo dire, ha cominciato a parlare del Tribunale, ha detto: io rappresento qui un centro di potere, a proposito del Tribunale e delle polemiche che ci sono state proprio relativamente alla Regione come centro di potere. Zaia, come sapete, è di fatto al suo terzo mandato, e quello eventuale sarebbe stato il quarto, e su questo poi c'è stato anche un dibattito a distanza col presidente De Luca. La sentenza della Corte riguarda proprio la Regione Campania. Pare che i due governatori non si siano sentiti. L'ultimo incontro credo proprio al Vinitaly in questi giorni. Io continuo a vedere se tra pochissimo il presidente Zaia potrà essere qui con noi. Intanto appunto ricordiamo che c'è adesso questa attesa per la data. Se sarà autunno, si parla di fine ottobre, primi di novembre per la scadenza, l'eventuale scadenza naturale, oppure della finestra primaverile del 2026, che verrebbe tra l'altro dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, evento che il presidente Zaia ha fortemente voluto e sostenuto.
questo dibattito ovviamente insieme a tutto il resto del panorama economico, politico, nazionale e internazionale sta crescendo, anche se la sentenza della consulta chiaramente mette un punto fermo. Bisogna aspettare poi le motivazioni. Ieri c'è stato questo comunicato ufficiale sul quale adesso chiederemo anche risposte. Zaia sottolinea, e tra poco ce lo dirà, che ci sono delle incongruenze tra le regioni come il Veneto, che hanno adottato una legge che recepisce la normativa nazionale, che dice c'è un limite di 2 mandati per il presidente della regione, e altre regioni anche a statuto ordinario come il Veneto, che invece questa legge non l'hanno mai recepita. Mirko, allora vediamo sì, di intercettare Zaia, allora, e riprenditi la linea tra poco, momento... allora sì. È lì è dalle tue Perfetto, parti? allora tra poco. È lì fuori Zaia o è entrato? Dove è andato adesso? Va bene, allora richiedici la linea appena potrai. Avete visto, il presidente Luca Zaia passava il Grappa per il Tribunale della Pedemontana, ovviamente assediato dai giornalisti per il giorno dopo la bocciatura del terzo mandato da parte della consulta. Terzo mandato richiesto dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, che è stato ovviamente respinto dalla consulta, che ha bocciato questa legge regionale della Campania. Sentiamo Luca De Carlo sulla sentenza della consulta. Credo che piuttosto che la querela del terzo mandato ai veneti, come a me del resto, interessi molto di più la buona notizia che arriva dagli Stati Uniti con la sospensione di 90 giorni dei dazi applicati da Trump, e che ha visto il nostro governo particolarmente attivo nella definizione di questa problematica, che ha un impatto su tutto il Veneto, sulle esportazioni, sulle qualità delle esportazioni venete anche negli Stati Uniti. Allora, questo Luca De Carlo, senatore dei Fratelli d'Italia, coordinatore di Fratelli d'Italia, tra l'altro uno dei papabili alla presidenza della regione del Veneto. Sentiamo cosa ha detto. Ecco, vedo adesso di nuovo Cavallin con Luca Zaia. Andiamo in diretta a Bassano del Grappa. Ci siamo. Vai Mirko. Eccoci qua, direttore, ben ritrovati. Allora, il presidente Zaia si è liberato. Buongiorno. Allora, ovviamente il tema più del tribunale a cui magari faremo un cenno dopo. È importante come tema. Certo, ovviamente, però tutti quanti attendono un suo commento anche a voce su questa sentenza arrivata ieri sera all'ora di cena. Lei come l'ha presa? Amarezza, delusione, se l'aspettava? Ma no, guardi, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, nel senso che la sentenza conferma quello che c'è scritto nella legge. Del resto il dibattito è sempre stato un dibattito politico, cioè la legge è chiara, dice che c'è un blocco dei mandati e quindi non c'è il terzo mandato per solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori, tanto è vero che la Corte lo scrive nella nota di ieri, scrive attenzione che tutte le regioni a statuto speciale, che sono 5, eleggono 6 presidenti perché Trento e Bolzano si dividono e hanno 2 presidenti, vanno assolutamente liberamente, tanto è vero che ieri Trento ha modificato la legge per il terzo mandato e l'ha approvata, e quindi solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori. Tutte le altre cariche dello Stato, i parlamentari, quindi i deputati, i senatori, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri comunali, tutto quello che vi viene in mente, non ha blocchi dei mandati. Io non voglio fare una crociata contro le cariche dello Stato, ma voglio dire semplicemente che oggi dobbiamo prendere atto che le uniche 2 cariche elettive, cioè quelli che noi cittadini eleggiamo, il Presidente della Regione e il Sindaco, sono le uniche cariche che hanno il blocco dei mandati. Allora io lo trovo assurdo e quindi resta aperta una questione politica, ma una vera questione politica. Poi non so quando e chi la affronterà, ma dire che il cittadino ha il blocco dei mandati sui suoi rappresentanti lo trovo abbastanza inusuale, no? È un'anomalia tutta italiana. Poi qualcuno, mi lasci dire, fa l'esempio degli Stati Uniti, Trump il Presidente degli Stati Uniti ha il blocco di 2 mandati. Sì, ma stiamo parlando del Presidente degli Stati Uniti, stiamo parlando del sindaco di una città che si sbatte per riuscire a far quadrare i conti e parlare con i cittadini. Cioè, paragonare il Presidente degli Stati Uniti con un governatore o
o diciamo un sindaco va di moda solo adesso per giustificare il blocco dei mandati. Quando la Regione recepì questa norma nazionale, lei come l'aveva presa, quella sul blocco dei 2 mandati? No, allora, la legge sul blocco dei mandati è del 2004. Nel 2004 decisero di dar vita a questa roba che poi si è tradotta oggi nel blocco per solo alcuni governatori e solo per alcuni sindaci, e noi nel 2012, essendo io stato eletto nel 2010, abbiamo adottato la norma. È una norma che prevedeva il blocco dei mandati, tanto è vero che ho concluso con questo mandato, diciamo, i miei mandati. Però nel 2012 l'idea era quella che tutto andasse in questa direzione. La verità è che nulla è andato in questa direzione, addirittura si sono, diciamo, come si può, defilate un sacco di cariche, tanto è vero che anche sul fronte dei sindaci, se nel 2012 tutti avevano il blocco dei mandati, oggi ce ne sono solo alcuni. E nel 2012 sembrava che tutti i governatori dovessero avere il blocco dei mandati, oggi su 21 governatori eletti, diciamo 6 non hanno il blocco dei mandati, cioè si fanno la legge che vogliono. A me non sembra una roba tanto equa e normale. Lei lascerà Palazzo Balbi a novembre o in primavera? Ma guardi, questo io non glielo so dire. Intanto rispondo a quelli che dicono adesso Zaia fissi le elezioni, che stanno ancora una volta prendendo in giro i cittadini. Le elezioni si fissano a prescindere dal numero dei mandati, le elezioni le fissi perché finisce la legislatura, quindi non fatevi prendere in giro da quelli che fanno queste dichiarazioni che sono disperati. Su questo però avete chiesto un parere a Roma. Ma anche qui. Allora, la legge nazionale dice che si deve andare a votare entro 60 giorni dalla fine dei 5 anni e quindi noi dovremo, in teoria, la data ultima è, mi sembra, il 22 novembre. Però la legge regionale dice, e così lo spiego, fra l'altro in maniera anche e grazie per l'ospitalità, la legge regionale dice devi andare a votare solo in primavera. Allora, i tecnici dicono, se convoco le elezioni a novembre può accadere che qualcuno che magari perde le elezioni faccia un ricorso e impugni il risultato elettorale, e viceversa, se le convoco in primavera potrebbe essere che qualcuno che perde le elezioni mi impugni il risultato e mi rimandi magari al voto. Quindi hanno chiesto semplicemente un parere ufficiale per poter capire da che parte sta la verità. A me sembra una roba logica, c'entra niente della politica. Allora, il senatore De Carlo, a proposito di politica, Fratelli d'Italia ha detto che per i veneti le priorità sono i dazi pur sospesi di Trump e piuttosto del terzo mandato. Beh, guardi, io questo non so, non ho parlato con tutti i 5 milioni di veneti nelle ultime ore, però penso che siano anche i dazi uno dei grandi problemi, come ne abbiamo altri. C'è uno importante per i veneti che è l'autonomia, non vorrei che ci fossimo dimenticati dell'autonomia, piuttosto che altre grandi partite che stiamo facendo, o tutte le tasse Mirko, che paghiamo e vorremmo vedere opere realizzate sui territori. Ma direi che è giusto presentare tutti i problemi. C'è anche il problema poi che i veneti, quando vanno a votare, vorrebbero essere liberi di scegliere. A proposito di colloqui con De Carlo, che ha promosso al centro appunto la legge della Campania, di questa decisione, con De Carlo ha parlato? Scusa. Con il Presidente della Campania, scusi. Ah sì, no, guardi, no, io non ho mai tenuto rapporti con i colleghi su questa partita, tanto è vero che il Presidente De Luca io l'ho incontrato e ci ho parlato in tutto questo periodo al Vinitaly, cioè non ho rapporti telefonici o dietro le quinte, assolutamente no. Veniamo al tema di oggi, quello del Tribunale della Pedemontana, 3 province coinvolte, una settantina di comuni, 500.000 di abitanti, non è diventata provincia Bassano ma potrebbe tornare il Tribunale, lei è qui per sostenere questa causa? Ma sì, io sono qui, sono esattamente 13 anni che parliamo di questo tribunale. Ma quando è stato chiuso? Ricordiamo ai cittadini che è stato chiuso un tribunale il giorno dopo l'apertura, dopo il restauro, quindi sono 11.000 metri quadrati di tribunale restaurato, ci è costato circa 20 milioni di euro ed è un tribunale che oggi merita di essere riaperto come prevede il governo, quindi io spero si vada in questa direzione. Manca il personale negli altri tribunali, è un guaio, è un grosso problema, però è pur vero che dobbiamo portare il personale negli altri tribunali e fare in modo che qui arrivi il personale per aprire anche questo. Non avrà 72 comuni come area di riferimento e circa 500.000 abitanti. L'ultima cosa riguarda la presa di posizione dei altri cittadini del Vicentino che invece hanno detto no al Tribunale. Beh, siamo in democrazia, ognuno prende la posizione che vuole, dopodiché diciamo, noi portiamo le nostre ragioni che non sono ragioni, come si dice,
Non sono delle novità, sono anni che ne parliamo, finalmente è arrivato un governo che ha messo nero su bianco questa opportunità, adesso si vedrà quale sarà la soluzione. Alle Olimpiadi di Milano Cortina come ci arriverà? Da presidente o forse da ministro? Ma guardi, potrebbe anche essere che ci arrivo, non so, magari anche da sciatore, potrei tentare. Grazie Presidente Zaia, buona giornata. Allora, abbiamo raccontato, direttore, queste ore anche concitate per la Regione, per questa sentenza che era attesa. Adesso di fatto si resta alla finestra per capire la questione della data. Sarà fine ottobre, primi di novembre, oppure sarà primavera? Su questo decideranno altri uffici di Roma a cui appunto la Regione ha chiesto un parere. Per il momento da Bassano è tutto. A te la linea. Tu mi senti? Mi stai sentendo adesso? Perché sì. no? Ecco, sì, prima ti chiedevo la linea, ma eravamo collegati anche con Antenna, per cui evidentemente non sentivi. Quando lo risenti il Presidente Zaia, chiedigli se è possibile che da qui alle prossime elezioni ci sia è stata fatta l'ipotesi del cambiamento della legge nazionale sui mandati, cioè se ritiene che sia possibile cambiare la legge nazionale, potrebbe essere il governo a muoversi in questa situazione, in questa direzione, ok? Comunque dopo... Perfetto, dopo... allora raccogliamo la dichiarazione e poi ve la proporrò. D'accordo, grazie molte a Mirko Cavallini e a Renzo Rigon in collegamento da Bassano del Grappa. Sentiamo sul terzo mandato cosa aveva detto l'altro ieri Matteo Salvini. La Lega ha i governatori più apprezzati dai cittadini in tutta Italia, questo per me è motivo di orgoglio. Abbiamo fatto un congresso bello, unitario, propositivo, dove a proposito di intelligenza artificiale è intervenuto uno degli imprenditori più visionari e non solo più ricchi del mondo come Elon Musk, permettere ai cittadini di poter continuare a scegliere un bravo sindaco, un bravo amministratore, un bravo governatore, secondo me è logico. E purtroppo c'è solo la Lega a pensarla così, perché tutti gli altri, da destra e a sinistra, la pensano in maniera contraria e quindi ne prendiamo atto. La Lega ha i governatori più apprezzati dai cittadini. Questo era Matteo Salvini. Adesso sentiamo Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, che parla di una possibile candidata alla presidenza della Regione del Veneto, e cioè la ricercatrice Alessandra Viola. Sentiamo. Una donna intanto, e questo depone assolutamente a suo favore, che ha dimostrato di avere delle competenze tecniche e anche il coraggio di dire delle cose scomode. Per il centro-sinistra e per me in particolare sarebbe un onore se la dottoressa Viola accettasse questa sfida, anzi approfitto per fare un appello pubblico, sarebbe una bellissima candidatura per il centro-sinistra. Via Ring, ospite del vice direttore Ferdinando Avarino, Vanessa Camani non poteva essere più esplicita di così. Ecco dunque la carta Antonella Viola sul tavolo della trattativa politica all'interno del centro-sinistra e del PD in particolare, scienziata contro microbiologo, visto che sempre a Ring, ma una settimana fa, lo stesso senatore Dem Andrea Crisanti si era detto a disposizione per una candidatura a presidente, di fatto appoggiando l'idea di una proroga del voto alla primavera 2026. Troppo poco il tempo per fare una campagna elettorale, il Crisanti pensiero, cui ribatte punto su punto Camani. Non credo sia così, quindi diciamo è un'opzione che Crisanti valuta. Perfetto. È un periodo ipotetico dell'irrealtà, diciamo. Cosa? Che lui sia candidato o che si spostino le elezioni? Allora, io credo che ci sia una linea del partito che è decisa dal gruppo in Consiglio regionale, dalla segreteria regionale, e che è quella di chiedere fortemente il voto a scadenza naturale, cioè settembre, ottobre. Ma da Ring non partono segnali solo alla volta del centrosinistra. Eclatante il risultato del sondaggio che di fatto incorona Roberto Vannacci, vice di Salvini, ipotesi osteggiata da buona parte dei colonnelli della Lega in Veneto. Più dell'80% di chi ha partecipato al televoto vede bene il generale come spalla destra del leader, uscito fortificato dal congresso di Firenze e che proprio a Vannacci ha consegnato con tutti gli onori del caso la tessera di partito.
Adesso andiamo ai titoli dei giornali, vediamo questo: da Sesto a Reghena, non si presenta alla festa, Michele è trovato morto in casa da moglie e figlia, stroncato da un malore. L'amico sotto shock era sensibile e ironico. La Movida a Venezia, la guerra delle firme, gli esercenti raccolgono 4.000 sottoscrizioni. I locali non hanno colpe per quanto riguarda appunto la Movida che procura fastidi ai residenti durante nelle ore piccole. Di nuovo il Presidente Zaia, torniamo... Devo anche dire che il mio pensiero è che prima o poi qualcuno ci metterà mano. Ovvio, il prima e poi vuol dire fra un giorno, fra una settimana, fra un mese, fra un anno, fra 10 anni. È un'anomalia pensare che solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori, che sono guarda caso le uniche cariche elette direttamente dal popolo, hanno il blocco dei mandati e tutto il resto no. Grazie. Allora, grazie Mirko Cavallin. Avete sentito, quindi il Presidente Zaia non molla, dice qualcuno ci metterà mano, non è da escludere che ci siano altri interventi per togliere il tetto ai mandati dei governatori e dei sindaci da qui alle prossime elezioni. Adesso vediamo le motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta, indignazione per questo distinguo tra inesperienza e crudeltà, cioè Turetta non sarebbe stato crudele ma inesperto nello sferrare 75 coltellate alla povera Giulia. Una sentenza simile, con motivazioni simili, in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non è solo pericolosa, ma segna un terribile precedente. Se Gino Cecchettin per ora ha deciso di non rilasciare commenti, Elena, la sorella di Giulia, si è invece sfogata con un post su Instagram dopo aver letto le motivazioni della condanna a Filippo Turetta. 143 pagine in cui, tra il resto, si definisce il numero delle coltellate inferte a Giulia, 75, non dovuto dalla crudeltà, ma dall'inabilità e inesperienza dell'imputato. Parole che pesano come macigni per Elena, che scrive ancora: sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio. Motivazioni definite vergognose dal vice premier Salvini. Imbarazzante e vergognoso. Imbarazzante e vergognoso nel momento in cui tutti ci stiamo impegnando per ridurre questi odiosi atti di violenza nei confronti delle donne. Dire che 75 coltellate non sono frutto di violenza ma sono frutto di inesperienza è tragica. Spero che si siano spiegati male, perché se ci fosse veramente scritto così sarebbe drammatico. Ma queste motivazioni, spiega l'avvocato di Gino Cecchettin Stefano Tigani, sono complesse e vanno analizzate bene. La motivazione è complessa, va studiata approfonditamente. Non vorrei si dimenticasse che è una sentenza che ha condannato comunque una persona a un ergastolo molto solido, perché, e lo leggiamo nelle motivazioni bene, la premeditazione è veramente granitica e inscalfibile, se si può dire così, ma anche il mancato riconoscimento delle generiche è solido e ben motivato, però la Corte ha confermato un proposito criminale straordinario. Dopo, sulle circostanze aggravanti non riconosciute, è logico, noi sosteniamo che ci fossero, lo abbiamo detto anche in discussione, per cui non torniamo certo sui nostri passi. Tigani, da tecnico qual è, spiega poi. Non vorrei ragionassimo di pancia, perché sarebbe da parte nostra poco professionale. Siccome noi siamo dei professionisti, restiamo sul tecnico. Il fatto che l'aggravante della crudeltà possa essere giustificato da 75 coltellate non esiste, nel senso che la giurisprudenza richiede comunque di più, o meglio, non è scontato che un numero spropositato di coltellate sia considerabile come aggravante di crudeltà. Noi riteniamo che però non ci fosse solo questo elemento, cioè noi riteniamo non c'era solo questo elemento per consentirne il riconoscimento, e su questo andremo certamente avanti. Ci sono dei giorni adesso che ci separano da un'eventuale impugnazione e avremo bisogno di vederci, ma lo faremo a breve anche con Gino, i familiari, poi c'è la questione anche della nonna che non c'è più, quindi sono questioni oltre che
di merito, anche tecniche, che dovremo approfondire. Servizio di Ilaria Marchiori, oggi in regia Andrea Basso e Renato Cappoia. Sentiamo le reazioni, la rabbia di chi conosceva Giulia Cecchettin. Sentiamo. Siamo in Italia e va sempre a finire così. Dico solo questo. Io trovo assurda questa cosa, sinceramente. Tanto assurda. Se 75 coltellate sono poche. E non è crudeltà questa, io non so che cosa sia la crudeltà a questo mondo allora. Inesperto, cosa voleva dargliene 100 a fare il record mondiale? Non lo so, è veramente assurdo l'Italia, è assurdo. Giusto un po' per tutti. È stato un caso molto seguito, quindi è giusto per tutti secondo me. È che è una ingiustizia seguire certe prassi. Per me basta solo una coltellata per dire che è una crudeltà. Troppo poca la pena è che da mamma, da donna, non è giusto. Per me non dovevano dargli l'ergastolo, dovevano fargli quello che gli ha fatto a lei. Scusami, ma sono cattiva. C'è rabbia a Vigonovo dopo aver letto le motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta, escludendo l'aggravante della crudeltà oltre a quella dello stalking. Ma se il 23enne di Torreglia è così, secondo lo psicoterapeuta Casteller la responsabilità è da ricercare nella famiglia. Turetta è un'arma che è stata costruita in un contesto anche familiare oltre che sociale e non poteva che esplodere in una situazione come questa. Quindi le colpe sono sicuramente del Turetta, perché il penale è soggettivo, ma nasce in un contesto, e mi rivolgo alle famiglie che ci stanno ascoltando, che costruiscono soggetti come questi. Non ho mai visto aggredire se non si è visto aggredire. Clinicamente il modello aggressivo si deve replicare. Non esistono figli che aggrediscono se non hanno visto forme aggressive nella famiglia o nel contesto sociale in cui si muovono. Ed è dalla famiglia, evidenzia ancora Casteller, che Turetta vuole la soluzione. Il Turetta la soluzione non la vuole dal giudice o dal papà della Giulia o da qualsiasi altro. La sua unica soluzione che lui ritiene importante è quella dei suoi familiari. Nel momento in cui i suoi familiari dichiarano chiaramente, pubblicamente o in modo riservato che la colpa c'è, però non è così grave, lui è già assolto. Poi che ci sia l'ergastolo, che ci sia non è importante nella sua forma inconscia mentale. Allora andiamo in diretta al processo per l'uccisione di Margherita Ceschin, oggi un'altra udienza. Ci sono per noi Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te Christian. Buongiorno direttore anche da parte di Nicoletta, ci troviamo all'esterno di Palazzo di Giustizia, all'interno è in corso l'ennesima udienza per il caso di Margherita Ceschin, la donna ritrovata cadavere nel giugno del 2023 all'interno della sua abitazione, un appartamento a Conegliano. Per quel delitto ci sono alla sbarra, come sapete, diversi imputati, tra cui il marito Enzo Lorenzon, accusato di essere il mandante dell'omicidio. Questa mattina in aula anche l'esecutore materiale, quello che è considerato l'esecutore materiale. Staremo a vedere, ci sono delle deposizioni in corso, ce ne saranno altre nel corso del pomeriggio, ma vorrei soffermarmi sul lato umano, perché questa mattina sono stati sentiti alcuni amici, in particolare alcune amiche di Margherita Ceschin e poi il fratello di Margherita Ceschin, Paolo Ceschin, che per la prima volta parla ai nostri microfoni. Fra qualche secondo lo sentirete. Che cosa hanno detto le amiche in aula relativamente a Margherita? Hanno parlato di una donna inizialmente turbata, che ha vissuto con turbamento la separazione, che aveva timori anche per la propria incolumità fisica, comunque aveva paura di quell'uomo, di Enzo Lorenzon. E poi hanno anche riferito però di un percorso di rinascita da quando la donna era andata a vivere da sola, per l'appunto.
a Conegliano. Insomma, una separazione turbolenta, un marito violento, così è stato definito in aula, comunque un soggetto di cui Margherita aveva paura. Ma appunto veniamo alle parole del fratello, veniamo alle parole di Paolo Ceschin, che chiede giustizia per la sorella, l'unica sorella che le era rimasta, con cui aveva un rapporto profondissimo. Paolo Ceschin che torna anche sui giorni della tragedia e dice: io fin dall'inizio, fin dal momento in cui è stato ritrovato il cadavere di Margherita, ho pensato che Lorenzon fosse coinvolto in qualche modo, e da lì la mia vita è cambiata. Queste le parole di Paolo Ceschin, e poi a voi la linea. Paolo Ceschin, fratello di Margherita Ceschin, oggi lei è qui per chiedere giustizia. Sì, sono qui per chiedere giustizia perché diciamo che ci sono talmente tante tali prove che non c'è più nessun dubbio, e spero che chi ha fatto questo venga condannato. Lei prima diceva: ho perso 10 anni di vita anch'io, sono invecchiato d'improvviso. Sì, perché è una cosa che, come dico sempre, io le ho viste solo nei film, però sei convinto che a casa tua queste cose nella tua famiglia non possano mai succedere. Invece mi sono, diciamo, calato in questa realtà, purtroppo, mio malgrado, e la sofferenza è tanta, perché ti sembra impossibile che possano esistere situazioni del genere. Lei al giudice ha descritto Lorenzon come un padre, marito padrone, come un marito anche assente. Sì, marito padrone, perché lui con i soldi ha la convinzione che con i soldi si possa fare tutto, ottenere tutto, e però più che altro, oltre a questo, anche un marito e un padre assente. Senta, Ceschin, lei fin dal ritrovamento di sua sorella morta all'interno dell'appartamento ha avuto una sensazione strana, l'ha raccontata al giudice. Lei quasi fin dall'inizio ha sospettato di Lorenzon. Sì, subito, immediatamente, perché ho la ferma convinzione che mia sorella non potesse avere nessun nemico, a livello poi di ucciderla è impossibile, ma non aveva nemici, non aveva debiti con nessuno, si era rifatta una vita, aveva ritrovato, come dicevo, un po' di serenità, e per cui non ho avuto nessun dubbio dal primo momento, da quella sera che mi ha chiamato per constatare quello che era successo. Allora andiamo a Venezia in diretta, perché oggi è il 173esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. C'è la festa della polizia anche a Venezia. Ilaria Marchiori con il questore. Anna Maria Parisi con il questore di Venezia. A te, Anna Maria. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori e telespettatrici. Siamo in diretta da Venezia al termine della festa per i 173 anni di storia della Polizia di Stato, nella bellissima cornice della Scuola Grande di San Teodoro a San Salvador, con naturalmente il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso. Un discorso molto emozionante il suo, signor Questore, in cui ha ricordato tutti gli uomini e le donne delle forze di polizia, ricordando anche il Corpo dei Carabinieri, la Guardia di Finanze, tutti gli altri, la polizia locale, e anche gli uomini degli amministrativi e contabili. Non ha scordato nessuno? Beh, spero proprio di non aver dimenticato nessuno, perché il nostro anniversario è il momento celebrativo più importante, è il momento nel quale va riconosciuto merito a tutti quelli che hanno operato nel corso dell'anno, e il contributo di tutti è essenziale. E se non ci fosse il contributo anche
degli uffici che normalmente non vengono menzionati, in realtà neanche quello che viene normalmente menzionato ci sarebbe. Ecco, nell'anno appena trascorso di attività, signor Questione ha ricordato 3 fatti su tutti: l'abbraccio di Venezia ad aprile scorso del Santo Padre e quindi la disgrazia di Giacomo Gobbato avvenuta a Mestre, e prima ancora l'omicidio, il femminicidio di Giulia Cecchettin. Sì, sono 3 episodi che sicuramente scandiscono gli eventi più importanti, se vogliamo, dell'anno trascorso. Non sono gli unici, perché eventi importanti nel corso dell'anno dal punto di vista della sicurezza e dell'ordine pubblico sono stati davvero tanti, però sicuramente questi eventi sono eventi particolari, eventi rispetto ai quali si può fare un momento di riflessione, e questo è stato il senso della loro menzione: fare un momento di riflessione sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico per quanto riguarda la polizia e anche per quanto riguarda gli altri attori, perché la sicurezza e l'ordine pubblico è un risultato legato alla sicurezza come bene condiviso, e quindi deve vedere inevitabilmente il coinvolgimento di tanti attori oltre la Polizia di Stato. Infatti, in conclusione, tra questi lei ha voluto ricordare poi naturalmente anche, ha ricordato con molta commozione le famiglie degli uomini e delle donne del Corpo della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell'espletare le loro funzioni e la loro attività, e anche il ruolo attivo dei cittadini come sentinelle della giustizia. Certamente, i nostri caduti vanno ricordati, e non a caso vengono ricordati all'inizio di ogni momento celebrativo importante. Non è un caso che i nostri anniversari della Fondazione, i nostri San Michele Arcangelo, gli incarichi dei questori inizino dall'onore ai caduti e dalla deposizione della corona di fiori. È evidentemente il modo per affermare quanto sia importante quell'esempio per poter andare avanti. Il ruolo dei cittadini è fondamentale perché la sicurezza è appunto un bene condiviso nel quale i cittadini hanno un loro ruolo, assolvono ad una parte indispensabile ed importante, che è quella dell'attivazione delle forze dell'ordine e della denuncia, che poi non è altro che disvelamento dei fenomeni criminali. Ma se non ci fosse quel disvelamento, evidentemente nulla esisterebbe nella nostra attività, perché sarebbe un'attività nei confronti del nulla, e quindi è indispensabile quel ruolo, e dobbiamo in tutti i modi cercare di alimentarlo ulteriormente, nella consapevolezza che ogni denuncia rispetto a qualunque fatto, anche il minimo, quello che si considera il minimo fenomeno criminale, è assolutamente importante e indispensabile per un futuro migliore. Grazie al signor Questore di Venezia, dottor Gaetano Bonaccorso. Da Venezia è tutto. Con le immagini di Alberto Pivetta la linea torna a te, direttore. Grazie molte Anna Maria Parisi, Alberto Pivetta, il dottor Gaetano Bonaccorso, il Questore di Venezia. Allora vediamo notizie che arrivano da Vigonza, dove ormai ci sono testimonianze di tante ragazze che sono state importunate con delle avance pesanti da un esibizionista. Sentiamo in diretta Valentina Visentin e Andrea Benetti. Siamo con il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, per lanciare un appello, perché sono ormai numerosi gli episodi e le segnalazioni arrivate sui social, ma anche le denunce alle forze dell'ordine e allo stesso comune di un uomo sospetto che ormai da qualche tempo si aggira per le vie di Vigonza, 2 in particolare, via Ruffini e via Molino, tentando di adescare giovani donne, ragazzine per lo più. Questo uomo si avvicina in auto rivolgendo apprezzamenti anche piuttosto pesanti e fuori luogo alle ragazze e le vuole invitare a salire nella propria auto. C'è già un identikit, è un uomo italiano di mezza età che viaggia e si sposta a bordo di un'utilitaria. Queste sono le informazioni che sono arrivate al comune e anche che sono state divulgate attraverso i social. Qui con me, appunto, dicevamo, c'è il sindaco Gianmaria Boscaro per lanciare un appello a tutte le donne di Vigonza a denunciare, fotografare, segnalare, in qualche modo aiutare le forze dell'ordine a rintracciare questo personaggio. Sì, esatto, e noi abbiamo già rafforzato i pattugliamenti della polizia locale, perché ci è stato segnalato
che quest'uomo agisce tendenzialmente tra mezzogiorno e le 5 di sera, quindi nel pomeriggio, durante il pomeriggio, e quindi abbiamo messo in campo i nostri agenti di polizia locale per pattugliare la zona. Ma nonostante questo intervento è importante innanzitutto che le famiglie prestino un'attenzione particolare. Quello è un quartiere residenziale dove vivono molte famiglie ed è bene che siano tutelate soprattutto le donne più giovani che sembrerebbero essere l'oggetto di questi apprezzamenti, e poi di fornire le informazioni in modo tale da permetterci di procedere con le indagini insieme ovviamente ai carabinieri che sono informati e anche loro stanno operando nella zona. In particolare chiedo se ci possono essere forniti dei dati più precisi non solo sull'uomo, ma ad esempio anche il numero di targa o il modello, in modo tale che riusciamo anche attraverso dei controlli incrociati a individuarlo. Questo è importante per tutelare la nostra comunità e le nostre ragazze. Soprattutto diciamo le ragazzine molto giovani a essere l'obiettivo di questo malintenzionato, quindi un appello anche a loro: non fidatevi assolutamente e se venite avvicinate chiedete subito aiuto. Sì, esatto, già come è successo devo dire nei casi che ci sono stati segnalati, le ragazzine appena sono state contattate da quest'uomo sono scappate. Cercate di scappare nel caso in cui dobbiate mettervi al riparo verso il centro dove ci sono le persone, dove c'è magari aperto il comando di polizia locale, dove ci sono i vari esercizi commerciali, non verso i campi dove si è isolati, perché queste due vie confinano con gli argini e con i campi, e appunto segnalateci o a noi o ai carabinieri le nuovi eventuali episodi o se incrociate quest'uomo. Grazie mille Sindaco, insomma speriamo che venga al più presto ritrovato. Grazie. Grazie al Sindaco Gianmaria Boscaro, l'Avvocato Boscaro che è Sindaco di Vigonza, Valentina Mesentini, c'era anche Andrea Benetti per la parte tecnica. Intanto vediamo 10 studenti che sono stati soccorsi e portati in ospedale dopo che ignoti avevano spruzzato dello spray al peperoncino all'interno di una scuola a Isola della Scala a Verona. L'episodio è avvenuto intorno alle 8:30 all'interno dell'Istituto di Formazione Professionale ENAIP. I ragazzi soccorsi sono stati trasferiti per accertamenti agli ospedali di Borgo Roma a Verona, a Legnago e a Villafranca, tutti in codice verde. L'allarme è rientrato più tardi. Da quanto si è appreso, circa 20 persone tra studenti e insegnanti sono entrate a contatto con la sostanza urticante, ma solo 10 hanno accusato irritazioni cutanee e respiratorie tali da rendere necessario il loro trasporto in ospedale per accertamenti. Tutti in codice verde, stanno indagando i carabinieri. L'omicidio di Vladimir Topjana, in carcere l'udienza di convalida dell'arresto per padre e figlio. A Treviso il killer Roger Shota ha reso delle dichiarazioni spontanee. Le indagini devono accertare in questo momento il movente, saranno visionati i tabulati telefonici di vittima e assassino. A casa mia non hanno mai girato armi. Io non sapevo che Roger avesse una pistola. Se lo avessi saputo, lo avrei fermato. A parlare è il papà del killer, Prensciuta, 66 anni. Le famiglie di origini albanesi, la sua e quella della vittima, fra l'altro imparentate, si frequentavano da tempo. Ma poi è scattato il dissidio per alcuni terreni in Albania. Una discussione iniziata a Sacile già nel tardo pomeriggio del 6 aprile, giorno del delitto. A spiegarlo è il legale del 66enne, l'avvocato Romano Botosso. Lui si era prestato, perché non era presente a questa discussione, si è solo prestato a far da pacere perché quando il figlio gli ha raccontato qual era l'oggetto della discussione, subito il padre ha detto: guarda, siccome le nostre famiglie, tutte queste famiglie sono in pace tra di loro, andiamo a risolvere il problema. Per questo il padre si era recato al locale assieme al figlio, ma la discussione è degenerata, c'è stata una colluttazione. Quando sono arrivati lì subito c'è stata un'aggressione, ma ripeto, ci sono, che non abbiamo visto i filmati, ci sono i filmati che dimostreranno se è così. Sono stati aggrediti,
aggrediti e subito poi questo si è avventato. Io ho cercato di mettermi in mezzo anche a questa aggressione, poi c'è stato il fatto dello strappo e subito dopo si sono sentiti i colpi. Mi è stato mozzato l'orecchio con un morso, ha detto, poi gli spari, colpi che hanno raggiunto Vladimir Topiana, 43 anni. Dal carcere di Treviso, Roger Shota, 34 anni, ha parlato a lungo con il suo legale, l'avvocato Guido Galletti. Sono pentito per quello che ha fatto, avrebbe ripetuto più volte l'uomo. Non ha voluto rispondere alle domande del magistrato, ha reso delle dichiarazioni spontanee, integrative rispetto a ciò che aveva già dichiarato ai carabinieri dopo l'arresto. Le dichiarazioni spontanee hanno riguardato solo ed esclusivamente il fatto e la ricostruzione di ciò che è accaduto in quella serata. Saranno visionate dalla polizia giudiziaria i tabulati telefonici di tutte le persone coinvolte in questa tragedia. Convalidato l'arresto per Roger Shota, accusato di omicidio premeditato, il 34enne rimarrà in carcere. Per il padre, l'avvocato Botosso ha chiesto gli arresti domiciliari consentendogli di andare a lavorare. L'omicidio di Francesco Favaretto, assassinato in via Castelmenardo a Treviso. La Cassazione ha deciso che Angelo Riccardo Ozuna, il 18enne accusato insieme ad altri giovani di concorso in omicidio volontario, deve rimanere in carcere. Sentiamo. La decisione della Suprema Corte conferma quella del Tribunale del Riesame, che aveva giudicato gravi e concordanti gli indizi a carico di Angelo Riccardo Ozuna, 18 anni. Il giovane, difeso dall'avvocato Mauro Serpico, rimarrà in carcere. Il ricorso è stato rigettato. Ora attendiamo, dice l'avvocato, di leggere le motivazioni di questa decisione. Sotto il profilo della gravità indiziaria avevamo evidenziato come vi fosse una decisa incongruenza nell'ordinanza del Tribunale del Riesame sotto il profilo della ricostruzione del fatto, avendo il Tribunale sostanzialmente ipotizzato che i colpi che hanno ferito a morte il giovane Favaretto sarebbero stati inferti nella prima fase della colluttazione della rissa, quando invece l'attività di indagine e soprattutto l'analisi corretta e completa dei filmati dimostrano come questi colpi siano stati inferti nella seconda fase. Il 18enne, assieme ad altri giovani, è coinvolto nell'omicidio di Francesco Favaretto, aggredito brutalmente il 12 dicembre scorso in via Castelmenardo, nel cuore di Treviso, picchiato, accoltellato e lasciato sulla strada in una pozza di sangue. Il giovane morì in ospedale dopo alcuni giorni di agonia. Il 18enne sarebbe il ragazzo che nelle immagini teneva ferma la vittima e la colpiva con calci e pugni mentre veniva accoltellata. Intanto valuterò con il mio assistito se sottoporci un interrogatorio davanti al pubblico ministero in modo da spiegare un attimo la partecipazione dello stesso ai fatti oggetto del processo. 2 le fasi dell'aggressione. Nella prima la vittima è stata accoltellata e ferita con cocci di bottiglia, poi Favaretto si sarebbe rialzato e qui è iniziata la seconda fase della violenza con altri colpi, forse anche uno di quelli letali al collo. Continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica e i ruoli dei giovani coinvolti, che sono una decina. Indagati per ora risultano 5, accusati di concorso in omicidio volontario. Servizio di Daniela Sizia. Roberto Zancan qualche giorno fa aveva respinto l'assalto di un comando di rapinatori. Erano in 10, avevano tentato di entrare nella sua azienda Orafa a Nanto. Coraggiosamente li ha affrontati, ha sparato in aria dei colpi e la banda a quel punto è fuggita. Però la Procura di Vicenza ha denunciato Roberto Zancan perché il suo porto d'armi risulterebbe scaduto e quindi non avrebbe dovuto usare quella pistola. Denunciato per detenzione illegale d'armi. È l'ultima tegola piombata addosso a Robertino Zancan, l'imprenditore orafo di Nanto, vittimo alla notte del 2 aprile scorso di un assalto alla sua azienda da parte di un comando composto da 10 criminali. Avvertito nella sua abitazione in tempo reale dal sistema di sorveglianza, l'uomo era stato il primo ad intervenire nella sua ditta armato con una pistola. Dopo aver sparato almeno 5 colpi, Zancan era riuscito infine a mettere in fuga i banditi. Quella stessa pistola però gli è stata subito sequestrata assieme alle munizioni detenute in casa.
Ora anche la denuncia alla procura, che l'imprenditore proprio non si aspettava, come dichiarato nella sua pagina Facebook. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Qual è l'imputazione? Ditemi, perché non so cosa ho fatto. Sapete, avete visto i video, avete tutto in mano, ok? Cioè, cosa c'è di anormale? Perché lei è partito da casa con un'arma che doveva detenere dentro casa sua, cosa doveva partire? Col battipanico, un manico di scopa, cosa doveva fare? Sì, è vero che ne detengo anche in azienda, però dovevo andare là secondo il sistema, no, e dire: ascoltate, spostatevi un attimo, 10 delinquenti farabutti che devo entrare, prendermi l'arma perché adesso vi devo sparare addosso perché dovete andare via. Cioè, dovevo fare quello. La rabbia dell'imprenditore che si sente impotente perché messo in condizione di non potersi difendere. La sua vita era già stata sconvolta per un altro assalto al suo store, costato la vita ad un rapinatore e successivamente ad un sequestro in casa. Uno stillicidio che lo sta tormentando da anni. Oltre ad avermi tolto la libertà, i sentimenti, perché non ne ho neanche più, perché ormai non distingo più la paura dalla felicità o lì contrario, santo Dio, adesso ti tolgono anche la dignità. Difendere 60 posti di lavoro, perché se questi qua entravano dal tutto mi distruggevano tutto. Questa volta però l'imprenditore annuncia di non volersi arrendere. Considera la denuncia di detenzione illegale d'armi un provvedimento per reati assoggettati solo ai delinquenti, scrive nel suo post. Io intendo procedere che adesso chiedo il porto d'armi a uso personale come ho sempre avuto, perché l'arma me la devono restituire, perché è un mio diritto essere armato con tutto quello che mi è successo. Le guardie del corpo non le voglio, perché voglio ancora continuare a fare la mia vita da libero. Non sto zitto, neanche non sto fermo, io scateno l'inferno, perché non è possibile una roba del genere. Mi impunterò fino in fondo e andrò fino in fondo, perché è un'ingiustizia. È comprensibile lo stato d'animo di Roberto Zancan. Ci sono 10 rapinatori in libertà che hanno provato ad assaltare nuovamente la sua azienda e che potrebbero colpire ancora e lui a questo punto è disarmato. 6 incidenti mortali nel solo tratto nel comune di Codevigo nel 2024, nel 2025 ce ne sono già stati altri, ci sono state altri 3 incidenti e altre 3 vittime l'altro giorno. Sentiamo l'appello dei sindaci della zona. Paolo Tagliaferri, 68 anni, Pietro De Gidio, 67, Pasquale Spagnolo, 53. Sono 3 amici di Ferrara, le ultime vittime della strada statale 309 Romea. La loro vita si è spezzata qui alle 15 di martedì al chilometro 103, quando la loro auto, una Renault Scenic, si è scontrata contro un tir carico di legname condotto da un 54enne di Giavera del Montello, rimasto leggermente ferito. La Romea non perdona, ripete chi conosce questa strada, che in questo tratto nel comune di Codevigo, nei pressi di Rosara, è un lungo rettilineo. Sulle cause dell'ultimo tragico incidente la Procura di Padova ha aperto un fascicolo. Il camionista potrebbe essere indagato per omicidio stradale. All'origine un malore del conducente dell'auto, un sorpasso azzardato, come ce ne sono molti. Una tragedia a cui chi vive lungo questa strada la percorre tutti i giorni, come il sindaco di Codevigo, Ettore Lazzaro, rischia di abituarsi. È grave dire una cosa del genere, che ci stiamo abituando, perché succedono mortali. L'anno scorso, tanto per dare un dato, nei nostri 9 chilometri ci sono stati 6 mortali. Quest'anno partiamo con un primo incidente con 3 morti e questo è molto grave. Dicevo, l'abitudine è una cosa grave, fare abitudine su queste cose. Nel frattempo le amministrazioni senza sosta lavorano sulla messa in sicurezza. I 9 chilometri di Romea di Codevigo sono tagliati da 4 incroci. Da almeno 10 anni il comune collabora con ANAS per la realizzazione di 4 rotatorie. Noi, per quanto riguarda la parte amministrativa, ci prodighiamo per coadiuvare ANAS nelle varie progettazioni. Speriamo di vederne i frutti, io spererei al più presto possibile. In attesa che si muova qualcosa, dai primi cittadini di Codevigo e della vicina Chioggia arriva un appello. Serve prudenza e attenzione quando si percorre la Romea. Io dico sì, diamo la colpa a questa strada, questa statale della morte, però
dobbiamo prestare attenzione quando ci mettiamo alla guida di un veicolo. Ecco, è vero che la Dormea non perdona, se uno commette un errore dall'altra parte arriva un altro veicolo, la Dormea raramente è completamente libera se non di notte. Ecco, è chiaro che la Dormea non perdona perché il traffico è tantissimo, però ripeto, l'errore umano è sempre dietro all'angolo. Sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, vediamo anche il motocross senza limiti nei colli euganei con delle corse a folle velocità. Si è arrivati anche all'investimento di un residente e il Parco Colli ora pensa a misure più forti e chiede ai cittadini di sporgere denunce. Ci sarà un giro di vite contro queste prassi assolutamente scorrette, assolutamente da condannare. Nei prossimi giorni contatterò il comandante del Corpo dei Carabinieri Forestale per approntare, diciamo così, un piano strategico per il sanzionamento di questi comportamenti. Verranno intensificati i controlli lungo i sentieri dei Colli Euganei dopo l'ultimo episodio denunciato ai carabinieri. Domenica infatti un residente di via Cengolina a Galzignano Terme è stato investito, sembra di proposito, da un motociclista impegnato in una folle corsa lungo i sentieri sterrati verso Passo del Roccolo. L'uomo ha riportato una frattura scomposta del perone, il Centauro sbucato dal bosco e infastidito dalle persone che stavano filmando il passaggio delle moto da cross avrebbe mirato l'uomo che stava potando una pianta. Dall'ente Parco Colli, dopo questo ennesimo episodio molto grave, la promessa di un pugno di ferro contro chi non rispetta il territorio e i suoi abitanti. Sarà molto importante in questa operazione il coinvolgimento anche delle guardie ecologiche volontarie che noi abbiamo nel numero di 30 e che sono molto importanti sia per quanto riguarda l'aspetto preventivo di osservazione del fenomeno sia per quanto riguarda la questione del sanzionamento. Sarà altresì molto importante anche la collaborazione dei cittadini perché abbiamo bisogno di segnalazioni. Queste persone arrivano già, diciamo così, in loco con i carrelli, si fermano e quindi sono anche facilmente intercettabili. La volontà è quella di istituire un numero verde per le segnalazioni delle moto, ma si vuole andare anche oltre chiedendo un inasprimento delle pene. È una prassi che va eradicata completamente. E su questo bisognerebbe anche che ci attivassimo, e lo farò magari in concerto anche con i sindaci dei Colli Euganei, per arrivare a una modifica della legge che ad oggi non sanziona adeguatamente queste prassi. Abbiamo soltanto una piccola multa e ci auguriamo insomma che ci sia un iter di revisione di questa legge affinché si possa arrivare con la sanzione penale e addirittura con la confisca dei mezzi, che probabilmente è l'unico deterrente per disincentivare questi comportamenti. Qualche settimana fa vi avevamo mostrato un video diventato virale di un gruppo di ragazzi che si muoveva sulle arcate sotto il Ponte Nuovo a Bassano del Grappa. Adesso ne vediamo un altro di altri ragazzi che rischiano molto camminando sui tetti. Vediamo. Sul camminiri. È un video scioccante quello che vi stiamo mostrando. Si vedono chiaramente 4 ragazzi che camminano sopra i tetti dei palazzi che si trovano lungo la riva del Brenta, a 2 passi dal Ponte Vecchio a Bassano. Si muovono avanti e indietro, sprezzanti del grave pericolo che stanno correndo, girano intorno ai camini, saltano da una parte all'altra, sembrano giovanissimi, forse sono minorenni. Dal muro del terraglio sono saliti su quella Villa Liberty, hanno oltrepassato una specie di muro di ferro con le lance, hanno passato oltre, sono andati oltre quella terrazza là, poi sono saliti sul tetto di quella casa gialla per raggiungere poi la casa dei Bassano. Attorno a quei camini là hanno fatto non so cosa, perché a un certo momento non si vedevano più, poi li abbiamo visti a ritornare e hanno fatto lo stesso percorso e hanno raggiunto con difficoltà, perché saltare quella barriera di ferro non è stato facile, insomma, perché è alta e l'hanno fatta apposta perché non passi. Dal muro di Piazzale Terraglio i ragazzi hanno superato questo punto molto rischioso, vedete le lance in ferro, c'è pure del filo spinato.
condotta. Un rischio enorme per questi ragazzi che una volta superato il parapetto non si sono fermati, hanno sfidato l'altezza passando da un tetto all'altro, una bravata che può costare davvero caro, magari soltanto per realizzare un video da postare sui social e ottenere qualche inutile like. Una bravata molto rischiosa considerando che i ragazzi correvano sopra i tetti a circa 20 metri di altezza. Bravata da ragazzi che dopo può succedere anche qui o che non sei in programma. Una bravata rischiosa. Sì, è pericolosa. Un episodio che si va a sommare a quanto accade sotto il ponte della Vittoria, sempre a Bassano, dove alcuni adolescenti sfidano la sorte riunendosi tra le arcate inferiori della struttura e sporgendosi dai piloni. Mode rischiose e davvero senza senso che possono arrivare a costare la vita. Servizio di Monica Smiderle, restiamo a Bassano del Grappa perché ci sono in azione i truffatori, ci sono state due truffe, due casi nelle ultime ore, il sistema è sempre lo stesso, cioè arriva una telefonata con richiesta di denaro e il truffatore che finge addirittura di essere un figlio in difficoltà. Arriva la telefonata alla nonna anziana, molto anziana, e addirittura con la voce che cerca di imitare la voce del figlio che ha avuto una disgrazia e che chiede alla mamma anziana di preparare dei soldi perché altrimenti rischia di andare in carcere. E il figlio piange addirittura. La mamma anziana, per quanto sia lucida, fa fatica a pensare che sia una truffa e si agita ed è disperata. Questo è successo nelle ultime ore, tra ieri e oggi, a Bassano del Grappa in 2 occasioni. Quindi mi sento di dire a queste signore che vengono scelte con molta attenzione dal delinquente e viene anche studiato l'ambito familiare in cui vive questa anziana signora. Quindi mi raccomando, chiedo alle signore anziane, ai signori anziani, ma in particolare alle nonne, e ripeto, sottolineo alle nonne, se ricevono telefonate di questo tenore, intanto di mantenere la tranquillità e di chiamare il primo familiare possibile o addirittura il vicino di casa che conoscono bene e non dare nessuna risposta a chi chiama per chiedere soldi. Ripeto, nessuno è autorizzato a chiedere soldi mai a chi che sia, tantomeno a questa signora anziana che poi si dispera e cerca di salvare il figlio. Sono truffe queste? Queste sono truffe della peggior razza. Bisogna fare molta attenzione. Adesso andiamo in pubblicità, state con noi perché poi avremo l'assessore regionale all'agricoltura e allo sport Federico Caner e sentiremo anche le dichiarazioni di poco fa del presidente Zaia sulla bocciatura del terzo mandato da parte della Corte Costituzionale. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, ringrazio e saluto l'assessore Federico Caner. Assessore, grazie, bentornato. Grazie bentornato a Focus. Allora, 2 notizie oggi che tengono banco, la consulta che ha bocciato la legge regionale campana che avrebbe permesso a Vincenzo De Luca di fare un altro mandato da governatore della sua regione, con ovviamente ricadute su altri governatori, in particolare sul presidente Zaia, e poi la decisione di Trump di sospendere per 90 giorni i dazi. Allora, però partiamo da questa importantissima, era molto attesa la sentenza della consulta che ha bocciato il terzo mandato. A questo punto che prospettive ci sono, Assessore, secondo lei? Perché ovviamente certo, in mancanza del Presidente Zaia come candidato Presidente, la Lega insiste nel voler avere comunque la Presidenza
ad un suo esponente, ma nel contempo Fratelli d'Italia spinge per avere un proprio candidato. Beh sì, direi che indipendentemente da questa sentenza, che ovviamente tutti aspettavamo, ma per una questione molto logica, cioè se effettivamente il Presidente Zaia avesse avuto la possibilità di ritornare in campo, penso che non ci sarebbero stati tanti dubbi nella ricandidatura. Ovvio che con questa sentenza si va verso una alternativa, diciamo per costrizione, tra virgolette, quindi adesso si apre, diciamo, un ragionamento che verrà fatto assieme al resto della coalizione. Noi come Lega ribadiamo il fatto di avere, insomma, molte persone che possono ricoprire questo ruolo. In primis c'è il nome del nostro segretario regionale, segretario del partito Alberto Stefani, ma sarà lui e il partito che deciderà chi mettere in campo. Ecco, certo che noi, come sempre, come abbiamo detto, insomma, in questi giorni, in questi mesi, ribadiamo ma più che la necessità riteniamo che sia corretto di poter esprimere un nostro candidato anche per la storia che abbiamo dimostrato di buona amministrazione negli ultimi anni, sia in regione, in primis in regione, ma anche penso sul territorio con i tanti sindaci che abbiamo, quindi insomma siamo convinti di poter esprimere un candidato all'altezza. Ecco, Assessore, tutti i sondaggi danno per certa comunque la vittoria del centrodestra alle prossime regionali che si voti a fine 25 nella primavera del 2026, però ovviamente questo confronto Fratelli d'Italia-Lega, c'è anche Forza Italia, ovviamente comporterà dei cambiamenti anche all'interno del Consiglio regionale. Saranno, secondo lei, cambiamenti rilevanti? Beh, allora è indubbio che se la coalizione va assieme, ovviamente le campagne elettorali bisogna farle, non bisogna mai pensare di aver vinto prima di averlo fatto. Però è anche, insomma, ragionevole pensare che il centrodestra unito possa vincere queste elezioni. Il tema poi sarà la compagine, come verrà formata, sia in termini di assessorati, sia di maggioranza in giunta. Anche i numeri possono cambiare anche in base a quelle che saranno le percentuali che ogni singolo partito che compone la coalizione andrà a prendere, e poi devo anche dire che ci sono delle altre partite importanti a livello regionale, penso a alcuni capoluoghi di provincia, quindi è ovvio che di solito quando si ragiona in coalizione, ed è normale farlo, lo fa il centrodestra, lo fa anche il centrosinistra quando va alle elezioni, di trovare anche un equilibrio territoriale, insomma mi pare anche normale. Ecco, Assessore, vediamo cosa ha detto oggi il Presidente Zaia a Bassano del Grappa, dove è andato per il Tribunale della Pedemontana, per perorare la causa del Tribunale della Pedemontana che da anni i bassanesi in particolare attendono, però ovviamente Mirko Cavallin gli ha chiesto, e l'abbiamo sentito prima in diretta, gli ha chiesto un commento sulla decisione della consulta. Sentiamo. Questa è una grande ipocrisia, abbiamo 20 regioni in Italia, 21 presidenti da eleggere, visto considerato che 2 sono in Trentino Alto Adige. Abbiamo capito dalla sentenza della Corte che 5 di queste regioni non hanno nessun problema, quindi 6 presidenti non hanno il blocco di mandati, tutti gli altri sì, quindi solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori hanno questo blocco di mandati, peraltro sono le uniche cariche elette direttamente dal popolo. E a Trento Fratelli d'Italia e Lega si sono spaccati, addirittura si è spaccato Fratelli d'Italia su questo argomento. Lei avrebbe voluto una reazione del genere forse anche qui in una regione a così tanta vocazione autonomista? Ma no, guardi, io non cerco nulla, nel senso che sono felice per Maurizio Fugatti che nel giorno della sentenza contro la campagna è riuscito a farsi approvare una legge che prevede lo sblocco dei mandati a Trento. Questa è la dimostrazione dell'ipocrisia di questo Paese. Però a livello politico come continua la battaglia di cui parlava? Ma guardi, io penso che sia fondamentale riconoscere il ruolo di attore al cittadino, che deve essere attore protagonista nella scelta della classe dirigente, e non lasciare tutto in mano alle segreterie dei partiti, perché tale è. Se tu dici che solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori hanno il blocco dei mandati, significa che tutte le altre cariche dello Stato, senatori, deputati, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, ministri, e vado avanti con la lista, non hanno nessun blocco. Lei come risponde agli altri partiti che ora chiedono di fissare delle elezioni e di voltare pagina?
Beh, le elezioni si fissano in base alla legge, non è che serviva questa sentenza, comunque si va a elezioni, quindi è una richiesta inutile, visto e considerato che quando tu fai 5 anni di legislatura devi andare a elezioni a prescindere che ci sia mandato oppure no, quindi la trovo anche assurda come richiesta, anzi direi che anche strumentale come richiesta. Ma lì si sente il cuore in pace, come andrà avanti? Io mi sento il cuore super in pace, mi sono sempre diciamo, relazionato con i miei cittadini, abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando tantissimo, non ho mai dedicato, diciamo, il tempo da amministratore a dibattito politico e penso che questo l'abbiano apprezzato tutti. Qual è la strada tracciata? Che risposta dà a quei cittadini che avrebbero voluto, come lei ha ribadito tante volte, continuare con la sua esperienza di governo alla guida della Regione Veneto? Ma guardi, è innegabile che i veneti chiedano di poter semplicemente scegliere e di avere tra, diciamo, i candidati sottoscritto. Viene negata questa opportunità come in altre regioni, penso alla Campania piuttosto che la Puglia, non so quali altre regioni. Ne prendiamo atto, però è pur vero che passa un principio per il quale, diciamo, è per me inaccettabile che l'Avvocatura dello Stato vada a rinnovare in dibattito in Corte Costituzionale il principio secondo il quale il blocco dei mandati sarebbe, diciamo, l'unica modalità per eliminare centri di potere. Ecco, dire questo vuol dire offendere noi amministratori e dall'altro dare degli idioti ai cittadini che non è che votano i presidenti o i sindaci uscenti semplicemente perché sono uscenti, perché li mandano a casa se non gli piacciono. Il senatore De Carlo ha dichiarato che i veneti hanno la priorità dei dazi e non quella del terzo mandato. Come risponde? Ma guardi, probabilmente ha parlato con tutti i veneti. Presidente, ha sentito Vincenzo De Luca? No, guardate, ecco, altra cosa che voglio chiarire, io non ho mai avuto rapporti e gestioni, diciamo, parallele su questa vicenda. Vincenzo De Luca, l'unica volta che l'ho visto e l'ho sentito, l'ho visto a Vinitaly, in tutta questa vicenda, per cui non c'è nessuna, diciamo, attività, diciamo, all'oscuro tra governatori. Io non ho sempre pensato a governare, non mi sono mai occupato di questo ricorso, neanche lateralmente, quindi ho visto ieri la sentenza, sinceramente non mi ha stupito, ma mi ha incuriosito invece il fatto che la Corte ha scritto due cose importanti, che non tutti i governatori e non tutti i sindaci hanno il blocco dei mandati, questo è bene ripeterglielo ai cittadini. Due, è fondamentale, la Corte in un passaggio, e siamo nell'ambito della comunicazione e non della sentenza, scrive che questo vale, il blocco dei mandati, per tutte le regioni che hanno adottato una legge elettorale. Domanda, le regioni che non hanno adottato la legge elettorale dopo il 2004 sono esenti da questo? A me risulta di sì. De Luca però è più arrabbiato di lei perché dice che lei il terzo mandato l'ha fatto intanto. Ma io l'ho fatto il terzo mandato perché ho adottato la legge elettorale nel 2012, quindi il mandato in corso non veniva contato, i 2 mandati successivi sì, come del resto ha scritto anche ieri la Corte Costituzionale. Le minoranze hanno detto adesso è finita definitivamente l'era Zaia, convinto? Ma guardi, se non ci sarà una presa di posizione politica si va a elezioni, quindi ci sarà un nuovo candidato. Le minoranze devono preoccuparsi a prendere i voti e vedere se riescono a vincere le prossime elezioni, perché l'ultima volta è andata molto male. Io ho fatto il 77%. Farà una lista sua, Presidente? O farà il capolista nella Lega? Ma se non so neanche cosa faccio domani mattina. Benissimo, allora le faccio la seconda domanda. Dal Veneto è possibile vederla nel governo, con qualche ruolo? Ma guardate, cioè, queste sono, come si può dire, è tipo il fantacalcio, nel senso che tutti pensano dove andranno i giocatori a giocare, a fare, che ingaggi saranno. Cioè, io ho una visione molto più semplice delle cose, sono un fatalista, l'ho scritto anche in un mio libro, no? Citando Seneca con De brevitate vitae. La vita non è breve, è l'uomo che se la rende breve. E se noi ce la andiamo breve sempre a pensare cosa faremo domani, day by day, step by step. No, sempre in forma, Presidente. Tra l'altro al Vinitaly c'era stato un siparietto tra lui e De Luca e avevano detto noi più che al terzo mandato pensiamo al terzo bicchiere. No? Sì, dai. Senta, Assessore, quindi questa è la posizione di Luca Zaia. È ipotizzabile un cambiamento della legge nazionale che possa da qui alle elezioni permettere... Certo. Nuovamente rigirare Allora, tecnicamente, giuridicamente questo è possibile, quindi si può mettere mano alla legge perché non è appunto la Costituzione che lo vieta, ma la Costituzione si rifà ad una legge nazionale e ha detto che quella legge, cioè quella relativa al blocco dei mandati, non è incostituzionale, ma questo non significa che il Parlamento possa modificare la norma e quindi togliere il blocco dei mandati.
questa è una possibilità dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista politico mi sembra di capire che non ci sia tanta intenzione, perché solo la Lega aveva chiesto questo a livello, diciamo, parlamentare e anche al governo in più riprese. Però gli altri partiti probabilmente tutti hanno la convenienza a lasciare la legge così com'è per fare i cambi che evidentemente vogliono fare, ma questo è anche normale, è plausibile, voglio dire, non è che voglio giudicare su questo, nel senso che Fratelli d'Italia, così come Forza Italia, auspica a poter avere dei governatori nuovi. Lo stesso PD, che aveva dei problemi in casa, con il De Luca in particolare, ma forse anche con altri, auspica un ricambio. Quindi diciamo che c'è troppa volontà politica nel non cambiare la legge. Ecco, questo molto probabilmente solo la Lega, che aveva, tra virgolette, interesse a mantenere al governo Luca Zaia per le capacità dimostrate, voleva cambiare questa norma. Ecco, però sa, direttore, una cosa, di tutto quello che ha detto il Presidente nel servizio, la cosa che stride di più è proprio il fatto che nello stesso momento una regione a statuto speciale, quindi che ha l'autonomia, la tanta autonomia che noi auspichiamo come Veneto, abbia modificato la propria legge elettorale e abbia introdotto il terzo mandato, e stiamo parlando della provincia autonoma di Trento. Ecco, allora è questo il tema che nel nostro paese, capisce, porta a un dibattito, perché io ho sempre detto le leggi e le norme vanno rispettate, però dovrebbero essere uguali per tutte. Certo. Cioè, voglio capire perché in una regione si può fare, in un'altra no, oppure perché un sindaco sopra i 15.000 abitanti al blocco, sotto invece non ce l'ha, può fare i 3 mandati, addirittura nei piccoli paesi tolto il blocco. Allora, delle due l'una, o si fa una norma, ed è giusto, se si pensa che il ricambio politico sia corretto, deve valere per tutti, deve valere anche per un parlamentare, per esempio. Esatto, che invece con i parlamentari abbiamo casi di non so, non dico decine di mandati, ma una vita trascorsa all'interno del Parlamento senza che nessuno obiettasse. Allora andiamo, no, non andiamo ancora in pubblicità, vediamo un titolo, ecco, uno dei tanti titoli che sono usciti in queste ore, questo è il Corriere del Veneto. Dunque vediamo un po', stop a Zaia, in Veneto la sfida politica entra nel vivo, i meloniani tocca a noi, e questo, dice, questa è la posizione di Fratelli d'Italia. Andiamo in pubblicità allora e poi riprendiamo con l'assessore Canere e parliamo della retromarcia del presidente Trump, che inaspettatamente ha deciso di sospendere i dazi per 90 giorni. State con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG con l'assessore Federico Canere. Assessore, grazie ancora. Parliamo dei dazi, parliamo di Trump, perché inaspettatamente il presidente americano ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi, li ha mantenuti soltanto con la Cina al 125%. È la fine di un incubo, abbiamo titolato, secondo lei? Ma guardi, innanzitutto devo dire una cosa, io sono stato tra i pochi che già tempo fa dicevo che i dazi al 20% comunque non erano i paventati dazi al 200% come si diceva, soprattutto sui prodotti agroalimentari che a noi ci preoccupavano tanto, assieme al tessile, insomma al metalmeccanico. Io sono fresco di Vinitaly e devo dire che i nostri produttori si erano già tutti attrezzati, cioè nel senso che ovviamente scocciava questa cosa perché aumentava i prezzi, però guardi, alla fine chi paga questa cosa qua molto spesso è il consumatore. E infatti non a caso il fatto che adesso Trump denunci questo stop provvisorio secondo me è dovuto a due questioni. Una, le borse che sono crollate e che francamente quelli stavano bruciando miliardi, ma miliardi di risparmiatori anche americani. Cioè un americano che aveva $50.000 investiti e che non aveva altro si è trovato col patrimonio dimezzato e non avere la possibilità di entrare in borsa ai prezzi più bassi con ulteriore liquidità, e quindi questo si trova di fatto senza soldi. Questo ha spaventato il sistema americano, in più il rischio inflazione, perché tu mettendo i dazi aumenti il prodotto finale, il rischio è anche questo, e quindi un impoverimento da questo punto di vista della stessa società. Quindi secondo me adesso si è in una fase di trattativa con l'Unione Europea
io auspico che si arrivi un domani a quel libero scambio almeno del patto atlantico, quindi tra Europa e America. Poi posso capire che nei confronti di alcuni stati come la Cina ci possa essere un dazio, ecco, al 125% francamente lo ritengo molto elevato, però posso capire, ma vede, io capisco il dazio, sa quando non ci sono condizioni di reciprocità nella produzione. Cioè è ovvio che se tu mi produci, no, senza rispettare per esempio l'attenzione dei lavoratori, senza rispettare l'ambiente, allora è ovvio che tu hai una normativa che di fatto rispetto a noi sta facendo dumping, no? Cioè nel senso che allora questo è corretto mettere un dazio, perché tu non stai producendo con le mie stesse condizioni, quindi o utilizzi le stesse condizioni oppure io ti faccio pagare la differenza. Questo secondo me lo trovo corretto. Il tema invece americano nei confronti dell'Europa non era questo, ma era semplicemente un pensare di portare a casa un po' di soldi perché l'America è in difficoltà. L'America ha un debito pubblico molto elevato e siccome purtroppo gli stati esteri non stavano acquistando debito pubblico americano, Trump secondo me ha usato un po' questa cosa un po' come una minaccia. Non mi comprate il debito, vi metto i dazi. Però guardi, al Vinitaly io ho già visto molti produttori partiti che si erano già smezzati il costo, cioè 10% se lo teneva in carico l'esportatore, cioè i nostri produttori, e l'importatore o distributore americano si smezzava l'altro 10%, quindi l'avevano già, i nostri sono bravi da questo punto di vista qua, avevano già assorbito il colpo, diciamo. Infatti poi prevaleva l'ottimismo, ho visto, no? Nonostante questo... Un Vinitaly che tra l'altro ha funzionato anche molto bene, cioè tanta gente negli stand, anche americani, ma soprattutto tanti altri paesi, fermento. Io i produttori insomma, mi hanno detto uno dei più bei Vinitaly che abbiamo visto. Assessore, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie molte. Chiudiamo con un collegamento in diretta da Treviso perché ci sono degli sviluppi su una rapina che era stata messa a segno da una baby gang. Andiamo in diretta da Christian Arboit. Christian, allora. Sì, direttore, buongiorno. Di nuovo abbiamo cambiato location, io e Nicoletta Rizzetto, dal Tribunale di Treviso, dove è ancora in corso il processo per il caso Ceschini, il delitto di Margherita Ceschin a Via Roma. Via Roma, dove sono stati rintracciati, identificati due dei presunti autori della rapina che un mese fa aveva appunto interessato la zona, in particolare un 25enne del posto, un 25enne che era stato rapinato da 4 ragazzini, rapinato del proprio iPhone, del proprio cellulare e anche della propria bicicletta, non solo botte e spintoni ma anche dello spray urticante. Era comparso anche dello spray urticante, insomma sequenze drammatiche sulle quali poi si sono mossi i carabinieri che hanno passato letteralmente a setaccio le telecamere della zona, non solo videosorveglianza pubblica ma anche privata. Abbiamo parlato con alcuni esercenti, sono state settimane abbastanza frenetiche da questo punto di vista. Come vedi la zona è monitorata, c'è ancora l'esercito dell'operazione Strade Sicure, c'è la polizia locale, in questo momento tanti ragazzi che stanno uscendo chiaramente da scuola. Questa è una zona chiaramente molto frequentata ed è una zona calda che spesso finisce sulle pagine di cronaca e nei nostri servizi. Questi due soggetti identificati che facevano parte di una banda, appunto della banda di 4 ragazzini, sono un 20enne residente nella Marca trevigiana e un 16enne, quindi parliamo di un giovanissimo di origini tunisine. Quest'ultimo è stato deferito alla Procura dei minorenni di Venezia, che è competente vista la giovane età, e tutti e due dovranno rispondere proprio del reato grave di rapina. Si cercano ininterrottamente anche gli altri due complici, chiaramente anche in questo caso diventano fondamentali le immagini della videosorveglianza. Quella sera, era un tardo pomeriggio di un mese fa, c'era stato un fuggi generale dopo appunto
quell'aggressione, quella rapina, che appunto le urla furono udite nitidamente da diversi residenti. Vi avevamo portato anche all'epoca delle testimonianze. Insomma, i due giovanissimi sono per il momento denunciati, ma a piede libero, questo va sottolineato. Gli altri due appunto potrebbero essere identificati dai carabinieri già nelle prossime ore. Per il momento è tutto, direttore. Da Via Roma con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Christian Arpoit. Chiudiamo con le Olimpiadi 2026. Scende in campo la rete degli studenti di Belluno Feltre che si oppone a scelte calate dall'alto. Sentiamo di cosa si tratta. Olimpiadi, studenti che vogliono essere protagonisti, che vogliono fare e non subire scelte che li riguardano ma che vengono calate dall'alto. In un territorio complicato come il nostro sicuramente sarebbe potuto essere fatto di più, innanzitutto per tutelare le persone che vivono la nostra provincia e che dovranno vivere durante le Olimpiadi, visto che notizie recenti stanno dicendo che è stata fatta una proposta di chiudere le scuole per le settimane in cui ci saranno le Olimpiadi. Al loro fianco si schiera Sinistra Italiana. Noi siamo assolutamente favorevoli alle Olimpiadi, soprattutto se fossero state quelle Olimpiadi della sostenibilità e per il territorio che saranno state promesse. Invece nel corso degli anni abbiamo visto come questo non sia veramente accaduto, al contrario. Le Olimpiadi saranno domani, ma oggi è e resta impellente il problema dei trasporti. Le corse sono state tagliate e comunque vediamo anche per esempio da Feltre a Belluno la mattina autobus troppo pieni, molti studenti che devono rimanere fermi perché non possono salire sugli autobus dato che sono state tagliate delle corse. Sulla questione dei trasporti vediamo come da anni Dolomiti Bus sia in difficoltà. Noi non pensiamo che si debba avere la bacchetta magica, quindi sia facile risolvere questo problema, tuttavia è un problema che peggiora sempre e che noi riteniamo si debba assolutamente mettere in cima alla lista delle cose da risolvere. Allora, studenti impegnati sul fronte soprattutto dei trasporti pubblici, stasera Focus alle 21:15, ovviamente parleremo di politica ma anche d'altro, con Mirko Casteller, Pietro Dalla Libera, Marco Della Pietra, Michele Favero, Arnaldo Pitton, Cristian Zara e la mitica Mirella Tuzzato, la nostra rossa di Sveglia Veneti. Grazie a tutti per averci seguito fino a qui, grazie ai nostri registi Andrea Basso e Renato Capoia e buona giornata, arrivederci.